Buonasera amici sportivi, è la prima di campionato, scendono in campo i campioni in carica del Checco dello Scapicollo contro una neopromossa, ovvero il BMD Gianicolo. Subito il Checco in avanti, pallone tra i piedi del capitano Cichella, libera il destro. Pallone alto però. Pallone tra i piedi di Brunetti, serve Maramao, attenzione a Maramao, un buon destro, lo prova Maramao! Primo gol in campionato per il neoacquisto del Checco dello Scapicollo, Marco Maramao, 1-0 Checco. Superata la linea di metà campo, cambio di gioco, attenzione il tiro al volo, poi il rimpallo su Cuozzo, arriva Corsi che pareggia i conti alla Stella Azzurra, un gol rocambolesco questo del BMD Gianicolo, anche un po' di fortuna stavolta. Checco dello Scapicollo al limite dell'area, il pallone dentro per Maramao, si gira col mancino, doppietta per Marco Maramao. Brilla subito la sua stella alla prima giornata di campionato, già 2 gol nel tabellino. Pallone sulla sinistra per Regis, appoggio al compagno, il cross messo dentro, arriva Ciuffa sul secondo palo. Il gol del 2-2 del BMD Gianicolo arriva dalla testa di Ciuffa, imbeccato alla perfezione. Regis in mezzo a 2 avversari, Regis si gira molto bene, Regis attenzione, prova il destro. Break del Checco dello Scapicollo, forse toccato Maramao, attenzione, si inserisce Capolei, pallone che sbatte sul palo. Libera la difesa del BMD, arriva Brunetti, controlla la conclusione. Break ora del BMD Gianicolo, pallone tra i piedi di Regis, avanza Regis, attenzione, gode di un po' di spazio, prova il destro! Arriva il gol del sorpasso per il BMD Gianicolo, esplode di gioia tutta la panchina, grandissimo gol di Regis che dalla tre quarti lascia partire un destro imprendibile. Ancora Checco dello Scapicollo, limite dell'area, Cichella non blocca Boni, Bogdanov da 2 passi. Siamo alle battute conclusive. Anzi, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, la neopromossa BMD Gianicolo batte all'esordio i campioni in carica del Checco dello Scapicollo.